Assessore Di Betta, assessore al turismo al Comune di Porto Empedocle. Come valuta questa estate che sta per arrivare, insomma un momento anche di una certa, passato il momento brutto, siamo in zona gialla, ecco, come iniziativa del Comune di Porto Empedocle cosa avete in pentola? Sicuramente dopo un'annata così difficile, un'estate altalenante, un inverno con la seconda e terza ondata prevista, abbiamo lavorato nella programmazione. Ovviamente il virus non è sconfitto, bisogna lavorare sul discorso del distanziamento, di tutte le restrizioni, però non mancano le idee, i progetti da portare avanti. Sicuramente sarà un'estate all'insegna dell'incertezza, valutando un po' tutte le varianti che si sono portate in questo momento avanti. Però il Comune di Porto Empedocle, in virtù anche della sua vocazione turistica balneare, si sta organizzando, ci stiamo organizzando. Abbiamo in breve la presentazione di 2 progetti importanti che siamo riusciti a raggiungere, che sono quelli legati al GAL Sicani, che ristrutturerà un locale turistico adibito a associazioni turistiche della città, e la Prologo Umpli 2017-2020 con un progetto di rifacimento dei locali dell'ex biblioteca comunale adibita a centro meeting per il turismo. Estate sarà un'estate con delle attività statiche, sicuramente si attendono per capire bene se ci sarà il rinvio delle elezioni, però a prescindere il mio lavoro lo sto sviluppando anche ad affrontare la bella stagione. Sarà un'estate sì di turismo balneare ma anche culturale, con le associazioni stiamo lavorando un percorso turistico che sarà comunque un'estate particolare, questo lo abbiamo già messo in conto, però abbiamo una proiezione futura con il progetto Costa MSC che sarà di proiezione importante per la città di Camilleri, ma allo stesso tempo che si trova tra la Valle dei Templi e la Scala dei Turchi.